eccoci di nuovo in diretta e vi presento subito l'ospite. Abbiamo con noi in collegamento Skype il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei e a tutti. Grazie. Allora, abbiamo parlato abbondantemente nella nostra rassegna stampa di questa mattina del primo caso che è stato isolato a Trieste. Si tratta di un marittimo, primo caso di variante indiana in Friuli Venezia Giulia. A livello nazionale sono già stati presi dei provvedimenti, il blocco dei voli, insomma controlli. Anche ieri a bordo degli aerei sono stati trovati dei positivi a questa variante. La situazione è, dicono dal governo nazionale e regionale, sotto controllo, sotto stretto monitoraggio. Naturalmente lei che è il sindaco della città dei cantieri chiede di essere ancora più scrupolosi perché teme ovviamente la diffusione di questa variante. Beh, intanto certamente noi abbiamo imparato dalla gestione Covid fino ad oggi che tutto ciò che si riesce a fare con molta attenzione prima ci consente di vivere meglio qualsiasi situazione dopo. Quindi io ritengo molto importante che ci si organizzi sempre per evitare di arrivare a un punto in cui poi i danni sono superiori a ciò che sarebbe stato generato se l'atteggiamento fosse stato diverso. Quindi senza fare nessun tipo di, senza avere un'apprensione particolare in questo momento, ho chiesto di alzare la guardia perché Monfalcone, come questo territorio più in generale, ha delle peculiarità che mi fanno pensare, un po' per l'esperienza che ho maturato in questi 4 anni, ma anche per tutta la conoscenza che ormai abbiamo della gestione demografica degli arrivi e delle partenze, ho ritenuto molto importante che si focalizzasse un comportamento ovviamente che dipende dalle autorità o dai soggetti che sono interessati in particolare. Allora, l'altro giorno noi abbiamo avuto un incontro anche con il signor prefetto, con i questori e comandi delle forze dell'ordine, un incontro generale, diciamo, per fare il punto su molte situazioni, e anche ieri mi sono sentita con il questore e ho scritto al prefetto. Ritengo che sia veramente molto importante potenziare i controlli, perché è ovvio che il semplice blocco dei voli dal Bangladesh piuttosto che da altri paesi non risulta assolutamente risolutorio. Noi abbiamo l'esperienza degli arrivi da ovunque, i voli che si fermano a Parigi piuttosto che a Vienna, piuttosto c'è un grande via vai ad esempio che parte e arriva di personale che poi lavora in genere all'interno dei cantieri navali, che arriva e va con il Regno Unito. Quindi basta che il contatto, non è sufficiente che ci sia una presenza in questi paesi, ma basta un contatto con qualcuno che è rimasto o che è tornato da quei paesi. Certo, Ecco, quindi diciamo io che ritengo sì. veramente che sia molto importante che ci sia un controllo attento non soltanto sui voli, ma anche su tutta la linea ferroviaria, la linea viaria. Molti arrivano a Venezia, a Milano e anche, devo dire, dal mare, perché l'aspetto della portualità, dopo un incontro tra l'altro anche su questo, l'ho avuto anche ieri, lo ritengo essenziale. Non a caso Quindi infatti questo è per quanto, un marittimo, non a caso questo per infatti quanto è un riguarda marittimo questa persona positiva, voglio dire, non a caso è un marittimo che probabilmente insomma è sceso da una nave o comunque uno del settore ed è risultato questa persona positiva. Lei ha fatto riferimento anche alla realtà appunto di Fincantieri che naturalmente è, diciamo, caratterizza il vostro territorio e lei come sindaco ha chiesto anche l'intensificazione degli screening mirati che comunque l'azienda ha effettuato. Oggi leggo insomma dal piccolo un approfondimento dedicato proprio a Monfalcone e alla sua richiesta, e gli screening Fincantieri dice sono addirittura triplicati rispetto all'inizio, nell'ultimo mese 400 tamponi settimanali, insomma una macchina da guerra per cercare di limitare ogni tipo di contagio. Lei però chiede ancora più, diciamo, rigore per monitorare la situazione ed evitare che esplodano focolai importanti. Sì, con Fincantieri, come anche le altre aziende del territorio, c'è stata da subito, già da marzo-aprile dello scorso anno, prima delle riaperture, un intenso lavoro, e devo dire che Fincantieri, come le altre aziende, ma Fincantieri
contava tra virgolette ancora di più per il numero delle persone che ci lavorano e per la tipologia della lavorazione. Per fare una nave quando saldi non sei da solo, no? Sei abbastanza vicino. Ha gestito, direi, molto bene questo percorso, tant'è vero che noi non abbiamo avuto assolutamente rilevanti problemi che sono usciti da là. Hanno gestito quasi in maniera militarizzata, con la necessaria osservanza di tutte le disposizioni della distanza, della presenza, diciamo, della mascherina, però è anche, come è stato detto, ed è verissimo, hanno proceduto a effettuare, continuano a farlo, un numero di tamponi all'interno dell'azienda, hanno proprio un ambulatorio dove è previsto che ci sia il personale e direttamente li eseguono. Io però mi riferivo anche a un altro aspetto. Su questo, guardi, non ho nessun dubbio, è una azienda che qui a Monfalcone ha operato veramente con grande attenzione, anche investendo, e può essere un esempio per anche gli altri stabilimenti propri in Italia. Però io mi riferivo all'esigenza che adesso, dal punto di vista delle entrate in Fincantieri, perché il problema non è tanto sui residenti, ma è su quelli che vengono ospiti a Monfalcone per lavorare all'interno delle aziende, magari si fermano dei mesi oppure diciamo quasi un anno. Noi ne abbiamo contezza perché abbiamo come dire, organizzato una metodologia con la quale il mio comando della Polizia Locale ogni settimana va a verificare quanti sono gli arrivi. Gli extracomunitari, quando arrivano, devono effettuare una serie di procedimenti. Uno di questi è andare o in questura, ove c'è, o in commissariato come qui, a dichiararsi. Per cui noi sappiamo che arrivano molte persone che poi vanno a lavorare all'interno dell'azienda, e quello che io ho chiesto è di sospendere questo tipo di attività in questo periodo. Cioè ho chiesto che non si faccia soltanto attenzione, di questo sono certa, per quanto riguarda il metodo di lavoro all'interno, i controlli, ma che ci sia una attenzione nel non portare all'interno persone che arrivano adesso e che potrebbero generare magari anche questo tipo di contagio. E ho chiesto che tipo di risposta si aspetta dall'azienda? Lei prima mi ha detto dietro le quinte che ci sono, mi pare, 3 navi in costruzione, cioè questo è una scelta abbastanza impattante di bloccare eventualmente assunzioni per mesi o di collaboratori, eccetera. Ma guardi, io ritengo che il sistema produttivo, adesso stanno completando la seashore e quindi c'è un'attività importante in questo momento in essere, però io credo anche, sa, che ci siano una serie di opportunità alternative. Non possiamo pensare che il lavoro, che c'è soltanto un'opportunità per chi arriva da fuori, no? Noi credo che abbiamo delle forze per poter dare anche delle risposte in termini occupazionali, quindi al di là del Covid, una delle cose che sto portando avanti assieme anche all'assessore Rosolén, devo dire in maniera abbastanza convinta, è che si debba aprire al mercato del lavoro locale. Questa potrebbe essere una grandissima occasione per partire con questa opportunità che il territorio si merita, io ritengo. Però al di là di questo è chiaro che l'azienda in questo momento sta facendo, io ritengo, veramente il possibile per limitare i danni, perché è nel suo stesso interesse, logicamente, no? È nell'interesse dell'azienda evitare di ottenere di avere dei problemi che poi possono diventare possono creare una situazione addirittura ostativa rispetto alla conclusione della realizzazione della nave. Chiaro. Sono molto attenti, diciamo che il nostro dialogo costruttivo è quotidiano e abbiamo risolto un'infinità di problemi. Sono convinta che la loro grande attenzione continuerà a stare anche su questo pezzo, cioè sull'evitare di crearsi condizioni negative per il futuro. E poi c'è il discorso sanitario. La Regione ha sempre veramente collaborato in maniera importantissima con questa realtà, comprendendone la situazione. Quindi abbiamo fatto già in passato, nel secondo e terzo periodo anche della pandemia, sono stati fatti dei controlli specifici. Quello che io adesso ritengo molto importante è di alzare tanto la guardia e di immaginare magari dei controlli specifici nel momento in cui dovessero appunto esserci delle situazioni come quelle che conosco di nuovi arrivi. Ecco, l'attenzione deve essere molto spiccata verso tutti i nuovi arrivi di cui noi abbiamo le informazioni, perché le dico,
tutti gli extracomunitari devono dichiararsi, certo, quindi certo. abbiamo con il C'è una comando procedura. una situazione anche informatizzata, che in questi anni abbiamo costruito una banca dati e quindi conosciamo i nomi e diciamo Certo. un po' anche In tempo le reale avete una attuali fotografia, residenze. in tempo reale della situazione. Allora, Sindaco, io la ringrazio per essere stata con noi questa mattina e le auguro ovviamente buona giornata, poi ci saranno degli aggiornamenti che riguardano proprio appunto gli incontri che ha in programma questa mattina. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, grazie e Arrivederci. buona giornata a tutti, Grazie. arrivederci.